Oggi i sindaci del Lagordino hanno più poteri nell'azione di bonifica dei boschi atterrati. A conferire il commissario straordinario Luca Zaia anche come risposta alle critiche degli ultimi giorni sulla gestione dell'emergenza. Paese, continua la caccia al giovane di colore che ha tentato di violentare una 61enne in strada. La foto di un residente scattata 24 ore dopo in zona potrebbe mostrare l'uomo. Indagini serrate, il prefetto, lo prenderemo. Intanto la 61enne aggredita vive giorni da incubo, non dormo più, non posso dimenticare tutta quella violenza, sono salva, dice, per miracolo. Gli investigatori cercano il 50enne scappato dopo aver colpito il padre lasciandolo esanime sul pavimento a Montecchio. Il figlio sarebbe un accanito giocatore, i litigi sarebbero legati proprio a questo. Quota 100 avrà un impatto devastante sui tempi della giustizia veneta, decimando il personale amministrativo già sotto organico, l'allarme dei magistrati alla vigilia dell'apertura dell'anno giudiziario. Imparare a superare il panico, a gestire eventi di massima emergenza come un'allerta terrorismo, a sperimentarlo gli studenti dell'Istituto Rossi di Vicenza. Stasera alle 21:15 torna a 40 il viaggio nell'archivio storico della nostra emittente e tra gli altri a Marcord scopriremo che la voglia di autonomia c'era già oltre 30 anni fa nel Veneto e nella Marca. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. In primo piano dunque la montagna veneta ferita dal maltempo di fine ottobre e inizio novembre. Da questa mattina quasi tutti i sindaci delle zone coinvolte nella devastazione avranno più poteri nell'azione di bonifica dei boschi atterrati. A conferirli il commissario straordinario e governatore del Veneto Luca Zaia, anche come risposta alle critiche di inefficienza sulla gestione dell'emergenza. Montagna veneta disastrata, da oggi la palla passa ai sindaci, perché la Regione non ci sta a subire critiche infondate sull'operato dell'emergenza tornado, in particolare da diversi primi cittadini della comunità montana gordina, che lamentano di essere stati lasciati soli. La risposta è arrivata oggi a Belluno, direttamente dal responsabile delegato dalla Regione, come soggetto attuatore di tutte le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dei luoghi colpiti. Non è assolutamente vero, perché comunque sono nel territorio bellunese, in particolare in quel territorio 2 volte alla settimana incontro periodicamente i sindaci e la comunità montana, infatti non mi spiego, diciamo così, questa uscita. Un conto è incontrarli, un conto è cominciare a fare le cose, vero? Sì, infatti probabilmente a qualcuno è sfuggito che le stiamo facendo e forse è sfuggito un po' alla Gordino. Ma la Regione va oltre, rispondendo alle critiche con gli incarichi. Così da questa mattina, con un'ordinanza firmata dal governatore e commissario all'emergenza montana Luca Zaia, i primi cittadini coinvolti sono diventati a loro volta soggetti attuatori nei loro territori. Siccome le foreste non si ricreano con le polemiche, ha commentato il governatore Zaia, ho pensato di dare anche ad altri sindaci quei poteri che consentiranno loro di affrontare direttamente le problematiche dei loro territori. In pratica dovranno provvedere alla rimozione degli alberi abbattuti, qualunque sia la proprietà, dalle regole, comunale o privata. La necessità è pulire. Pulire significa togliere gli alberi schiantati dal bosco. Se non lo fai tu, ci sarà un tempo in cui non potrai più farlo perché qualcuno si sostituirà a te e non si pensi che si sostituirà a te per darti i soldi che avresti dovuto prendere tu, ma lo farà e userà i soldi eventualmente che arriveranno per pulire quello che tu non hai pulito. E questo per evitare il diffondersi di infezioni nei boschi. Perché comunque c'è un'emergenza, perché comunque il bostrico, che è diciamo così il pericolo più importante, nel 2020 potrà scoppiare e poi nel 2021 invadere proprio i nostri boschi, che significa intaccare le piante che sono sane. Interventi che sempre da oggi saranno possibili seguendo le indicazioni elaborate dall'ARPAV, che mettono in sicurezza operatori e territori da slavine e altri smottamenti. Con gli incarichi il governatore vuole evitare ogni polemica, ma resta chiaro il messaggio dalla Regione a chi l'accusa di inefficienza nell'emergenza. Prima di dire certe cose bisogna anche parlare tecnicamente dove si possono fare le cose. Solidarietà alla donna aggredita a Paese l'altra sera, abbiamo buone possibilità di prendere il presunto stupratore. Torniamo dunque a parlarci della vicenda di quella aggressione avvenuta a Paese nel Trevigiano qualche giorno fa. Quelle sono le parole con cui il prefetto di Treviso Maria Rosaria Raganà si rivolge alla 61enne aggredita. E mentre in Paese si è scatenata una vera e propria caccia all'uomo, oggi spunta una foto del presunto violentatore.
È lui il maniaco con giubbotto giallo che lo scorso mercoledì sera ha tentato di violentare la 61enne di Paese? Questa foto è stata scattata da un residente ieri sera alle 18:30 davanti al supermercato di Paese, cioè a 2 passi da dove è avvenuto il tentato stupro. L'identikit del presunto aggressore corrisponderebbe per altezza, età, colore della pelle e della giacca, ma non per il colore dei pantaloni indossati al momento dei fatti. Quelli di mercoledì sera erano infatti blu. Vero è che questa foto è stata scattata il giorno dopo la tentata violenza e ci si chiede: se è davvero lui l'aggressore, è normale sia tornato nello stesso luogo sapendo che in tanti lo stanno cercando? Doveva incontrarsi con qualcuno? O peggio, stava aspettando qualcuno? Questa foto è stata spedita anche ai carabinieri che, dopo aver sentito le testimonianze dei soccorritori della donna, ora stanno anche visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Inquirenti che chiedono a chiunque avesse visto una persona corrispondente alla descrizione del presunto aggressore anche poche ore prima del tentato stupro di andare a portare la loro testimonianza in caserma. Anche ogni piccolo particolare potrebbe risultare infatti utile per la sua cattura. Intanto il prefetto vuole rassicurare l'aggredita. Abbiamo delle buone possibilità perché comunque si stanno esaminando alcuni fotogrammi di alcune telecamere e quindi speriamo che al più presto si possa individuare il colpevole. Prefetto che in qualità di donna ci tiene a manifestare la sua vicinanza alla 61enne, a cui si rivolge così. Donne che nella loro quotidianità in qualche modo vedono assolutamente messa in pericolo la loro incolumità fisica, assolutamente sì, grande solidarietà e anche, mi verrebbe da dire, oltre che un augurio, anche un messaggio di incoraggiamento, ecco, di considerare che tutti faremo la nostra parte proprio perché la signora possa continuare a fare la vita che faceva prima. E in Paese tra la gente si è scatenata una vera e propria caccia all'uomo. A quella gente là bisognerebbe veramente dare una grande lezione, in maniera che non so, sto popolo italiano riesce un po' a vivere un po' più in pace senza tutti questi problemi, insomma, che ci sono oggi. Una lezione tipo? Tipo, sarebbe un po' grave dire una castrazione chimica perché sono giovani, per carità, ma comunque dovrebbe esserci anche la giusta pena per chi commette questi reati, insomma, adesso speriamo che lo trovino. Non doveva succedergli questa cosa e a quella persona non deve vivere con la comunità. È grave alle 8 di sera, perché un conto se fosse una zona malandata oppure isolata, ma qua alle 8 di sera in piazza. E adesso quei terribili, concitati momenti di puro terrore raccontati dalla voce della donna aggredita. Ai nostri microfoni il suo drammatico racconto. Non ho fatto tempo a girare, me lo sono sentita addosso, proprio con le mani, ancora adesso le sento. Mi ha buttato per terra con la faccia in giù, pancia in giù, e là che trafugava, mi alzava i vestiti e io gridavo a tutta voce: aiuto, aiuto, aiuto. Una cosa che non auguro a una bestia. Inizialmente ho provato anche a reagire, gli tenevo anch'io il braccio, ma dopo ho perso le forze, non ce la facevo più, stavo male. E questo che tirava su i vestiti, le maglie, a un certo punto ho sentito che la sua mano nella pelle, una cosa orribile. Per fortuna, forza a gridare, perché dopo mi ha accappato la bocca. È il racconto di quei drammatici momenti di assurda violenza vissuti mercoledì sera alle 20 a Paese, praticamente in pieno centro. È la voce della stessa aggredita, ancora sotto shock, a ripercorrere quei terribili istanti in cui ha temuto anche il peggio. Però ho visto l'uomo che dal bar ha sentito, è venuto a correre verso di me e questo è scappato. E io sono rimasta là per terra, mi hanno alzato perché non riuscivo neanche... E basta così. Dopo ho chiamato i carabinieri che sono intervenuti, bravissime persone, però mi hanno, come dire, incoraggiato ad andare al pronto soccorso perché subito non sentivo niente. Ma ieri male alle coste, male alla gamba, io se sto seduta 10 minuti non mi alzo più. Ematomi che vengono fuori dopo, perché dopo quando lui è andato via non è riuscito a ottenere quello che voleva, cioè il sesso, perché lui quello solo voleva, non voleva rubare. Mi ha dato un calcio qua. Dove? Qua sulle coste che ancora adesso mi fanno male, se mi butto giù nel letto non riesco più a girarmi né di qua né di là dai dolori, ho gli antidolorifici però mi ha fatto tanto male.
Però adesso resta il pensiero, i dolori magari se ne vanno anche, ma il pensiero, cosa poteva succedere se non ero io oppure era la figlia o una ragazzina qualsiasi, sarebbe stata rovinata in vita, perché mi creda, ho anche la forza, ho avuto la forza di reagire, di gridare, ma una bambina non l'avrebbe fatto. E da mercoledì quell'incubo la costringe a trascorrere notti in bianco. 2 notti sveglia. Oggi sono riuscita a mangiare qualcosa, ma a dormire no. Troppo pensiero là. L'ha presa anche a calci dopo? Sì, quando se n'è andato mi ha dato il calcio perché non ha ottenuto, io ho gridato che ce l'ho fatta a farlo andare via, diciamo. Nonostante questo terribile episodio, lei si sente un po' miracolata? Sì, certo, è andata bene, se aveva un coltello. Andiamo adesso a Montecchio Maggiore, dove caccia il figlio 50enne scappato dopo aver colpito il padre lasciandolo esanime sul pavimento. Montecchio Maggiore caccia il figlio Salvatore 50enne. Sarebbe lui per gli inquirenti la mano che ha colpito con violenza l'anziano padre 89enne Francesco Pangallo, lasciandolo in fin di vita sul pavimento dell'appartamento al secondo piano della palazzina di via Beschin, dove vive con la famiglia. A trovare l'uomo in una pozza di sangue la moglie Giuseppa, 63enne, rientrata in casa in tarda mattinata. L'anziano è ora ricoverato in condizioni gravissime in rianimazione all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Di Salvatore invece al momento si sono perse le tracce, nessuna chiamata ai fratelli o altri parenti. Con sé ha portato dei soldi, almeno 1 migliaio di euro. Soldi che lui, senza un lavoro e con un problema ad una gamba, da tempo spendeva per giocare alle macchinette, che erano diventati la fonte di continui litigi con i genitori, in particolare con il padre, da un paio d'anni costretto in carrozzina. Lui magari si alza verso le 11 e mezzo, dopo va a fare il suo giretto. Chi, il figlio? Il figlio, sì. Sì, lo vedevo passare, ma lo salutava neanche. Forse anche l'altra mattina l'ennesima richiesta di soldi e il rifiuto del padre potrebbero aver scatenato l'ira di Salvatore, che dalle sole urla è passato ai fatti. L'anziano padre sarebbe stato colpito alla testa con un oggetto contundente, probabilmente qualcosa di uso in casa, poi è uscito lasciando la porta aperta, sparendo, magari prendendo l'autobus che passa poco lontano da casa perché è senza auto. I carabinieri della stazione di Montecchio hanno perlustrato la zona, i bar frequentati solitamente da Salvatore, ma senza trovare traccia del 50enne. Intanto il pubblico ministero ha aperto un fascicolo per tentato omicidio. Una famiglia, i Pangallo, particolare, così viene descritta dai vicini. Già fatti per conto suo. Noi, tutti i condomini, nessuno salutava la signora, non salutava nessuno. Ah, per famiglia un po' particolare. Sì, era particolare proprio. Il giorno dopo l'incidente sul lavoro costato la vita a Gianfranco Caracciolo nel cantiere della Pedemontana, un presidio sul luogo del dramma, un mazzo di fiori. I sindacalisti non intendono abbassare la guardia. È un dolore per noi, una cosa inaspettabile, niente a che dire, un dolore e basta. Siamo vicino ai familiari e la condoglianza da parte di tutti e noi delegati sindacali della UIL, CILS e CGIL siamo presenti qua. Non si può morire di lavoro ancora nel 2020, insomma, ecco. Solidarietà ovviamente alle famiglie, questi lavoratori lo testimoniano, però morire a 37 anni o a 50 o a 20 non si può partire al mattino e non tornare a casa la sera. No, non si può. Il giorno dopo la tragedia a Mason Vicentino, nel cantiere della Pedemontana, dove è morto un operaio di 37 anni, RSU e categorie sindacali unite hanno sfilato in un breve corteo per ricordare con un mazzo di fiori Gianfranco Caracciolo. Il secondo decesso durante la costruzione dell'infrastruttura, il 37enne stava lavorando su un macchinario quando è accaduta la tragedia, una tragedia che non si accetta. Siamo al 25 di gennaio, c'è un dato nazionale tra l'altro molto drammatico, perché si parla di 35 morti sul lavoro. Abbiamo intenzione di prendere atto e dare all'azienda un senso di responsabilità diverso rispetto a come devono agire i subappaltatori. Basta, sono
numeri impressionanti, ormai come diceva il collega poc'anzi, numeri impressionanti, non si può andare avanti così. E questa volta è toccato sul nostro territorio, è la seconda volta che succede su questo cantiere ed è una cosa inaccettabile. Inaccettabile appunto, come fa riflettere il fatto che il cantiere non si sia fermato in segno di lutto per l'operaio morto mentre stava lavorando. Anche questa mattina venendo giù sono rimasto un po' anch'io, insomma, perché si dovrebbe almeno 2 ore, insomma, si avrebbe dovuto secondo me fermare, però comunque abbiamo intenzione di fare qualcosa. Cosa siete pronti a fare come categorie sindacali voi al momento? Abbiamo intenzione di mobilitarci naturalmente. Non vogliamo abbassare la guardia, tanto è vero che continuiamo a chiedere tavoli sia regionali che provinciali rispetto appunto alla questione del lavoro, della sicurezza e di insistere sulla formazione dei lavoratori e non solo però sulle attenzioni per quanto riguarda la sicurezza dei luoghi di lavoro. Intanto si attende l'autopsia per capire quale sia stata l'esatta causa del decesso di Gianfranco Caracciolo. Quota 100 avrà un impatto devastante sui tempi della giustizia veneta, l'allarme della Presidente della Corte d'Appello veneziana. Giustizia veneta a rischio paralisi per la carenza di personale amministrativo. La situazione, già critica, sarà resa addirittura emergenziale dall'introduzione del nuovo regime pensionistico noto come quota 100. A denunciare il problema la Presidente della Corte d'Appello di Venezia, Ines Marini, alla vigilia dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. È devastante anche perché il problema è che non ci sono gli strumenti giuridici per sostituire in tempi rapidi o comunque immediati, come richiede la funzionalità dei nostri uffici, queste persone che se ne vanno in pensione. Perché bisognerebbe attivare concorsi per certe qualifiche professionali e per attivare concorsi ci vuole almeno 1 anno e mezzo e noi non possiamo attendere. La pianta organica del nostro personale amministrativo prevede 112 posti, informa la Presidente, ed è un fabbisogno già sottostimato rispetto alle reali necessità. Attualmente i nostri dipendenti sono solo 88, 12 di loro andranno in pensione con quota 100. Un intervento dell'amministrazione centrale è quindi indispensabile. A Roma chiediamo attenzione per il nostro distretto, come ci è stato promesso, e soprattutto un'attenzione che si traduca in una risoluzione definitiva della marginalità del nostro distretto rispetto ad altri. Negli ultimi anni, le fa eco il procuratore generale Antonio Mura, abbiamo attuato tutte le soluzioni organizzative possibili per migliorare la produttività del nostro personale amministrativo. In assenza di ulteriori risorse, ottimizzare non è più possibile. Lo sforzo mio e del procuratore generale è quello di far comprendere la peculiarità del nostro distretto in un'Italia che chiede, perché tutti gli uffici giudiziari chiedono. Noi chiediamo di essere pareggiati agli altri. Ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, restate con noi, a tra poco. Rieccoci in diretta con l'edizione del Veneto. Imparare a superare il panico, a gestire eventi di massima emergenza. Tutto questo lo hanno sperimentato questa mattina gli studenti del Liz Rossi di Vicenza. Vediamo allora com'è andata. No, non è un videogioco di quelli diventati famosi e con i quali tanti ragazzi passano il tempo preoccupando le famiglie. Questa è una vera e propria prova antiterrorismo di aggressione, di pericolo, dove i ragazzi sono i protagonisti. Siamo all'Istituto Rossi a Vicenza. I ragazzi stanno partecipando alla gestione dell'evento di massima emergenza del progetto Sicurezza a Scuole patrocinato dal Comune e dal Provveditorato. Far capire loro come affrontare, come comportarsi in situazioni di emergenza ad alto rischio. Quali possono essere situazioni di queste cellule active shooter che entrano nelle scuole, non armati solo di arma da fuoco, ma anche armi da coltello, anche sul discorso degli spray urticanti. Hanno capito soprattutto che non si tratta di allarmarsi o di aspettarsi eventi terroristici in qualsiasi momento, bensì di saper gestire il panico, le proprie emozioni, saper prestare soccorso, saper ricevere soccorso.
Ed ecco i loro protagonisti, tra di loro ci sono quelli che nel simulato assalto sono scappati, hanno fatto i feriti, i morti e quelli che hanno prestato i primi soccorsi, imparando ad usare strumenti e kit, imparando a gestire le loro emozioni. La sensazione subito è stata panico e paura. Sicuramente si va un po' in panico, non si sa cosa fare, però sicuramente con questo corso sono riuscita a capire anche come comportarsi in determinate situazioni. Se però uno riesce a stare calmo, come appunto ci hanno insegnato, deve prima valutare appunto la situazione e poi andare a vedere se ha la possibilità e se è anche in grado di aiutarli in qualche modo. Aiutare i miei compagni è stato, non so come definirlo, però è stato veramente magnifico, perché se mi trovo un giorno in questa situazione sono già preparato grazie a questo corso, quindi io lo consiglierei a tutte le scuole veramente. Stasera alle 21:15 torna su Antenna 340 il viaggio nell'archivio storico della nostra emittente. Tra gli altri Amarcord scopriremo che la voglia di autonomia c'era già oltre 30 anni fa in Veneto e nella Marca. Guardate allora questo servizio datato 1986. Autonomia locale, un sostantivo rafforzato da un aggettivo che gli conferisce un preciso significato. Locale significa sul territorio e quindi con un proprio livello di governo stabilito istituzionalmente. Negli ultimi tempi gli enti locali rivendicano spesso il loro ruolo nei confronti del governo, lo fanno sempre maggiormente nelle loro riunioni. C'è una parola in particolare che ricorre, perequazione. Perequare significa ripartire equamente e sulla ripartizione delle risorse finanziarie che andrebbero trasferite dallo Stato ai comuni il Veneto non ha risolto i propri problemi. Ma è proprio la nostra regione che cerca di lanciare un messaggio in favore di una nuova cultura delle autonomie locali. È questo infatti il tema della sesta assemblea congressuale dei comuni e delle ULSS della nostra regione, indetta da Antonio Mazzarolli, presidente veneto dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia. Che cosa chiederà l'ANCI venerdì e sabato nell'assemblea di Rovigo? Chiederà agli amministratori locali un impegno, una forte autonomia di comuni ed enti locali per garantire libertà, partecipazione, solidarietà, progresso, sono parole dello stesso Mazzarolli. Ma non basta, i comuni intendono assicurare autonomia e sviluppo allo Stato, che insieme con le province e le regioni concorrono a formare. Per venerdì è prevista la presenza del presidente dell'ANCI, senatore Triglia, con immagini di repertorio con il presidente del Consiglio Craxi. Circa gli interventi, oltre a quello dello stesso Mazzarolli, si attendono quelli dei rappresentanti del governo, i sottosegretari Pavani e Fracanzani, della regione, presidenti di giunta e consiglio del Veneto Bernini e Guidolin e delle associazioni che raggruppano le province e le comunità montane. Si attende in definitiva un confronto che consolidi la realtà autonomia locale e le dia la dimensione che per lei prevede lo stesso quadro istituzionale della Repubblica. In occasione dei lavori si procederà anche al rinnovo del Consiglio regionale dell'ANCI. Vi ricordo l'appuntamento con 20:10 ospiti in studio, il senatore Andrea Ferrazzi del Partito Democratico e Alessandro Manera della Lega. Con il Veneto ci fermiamo qui, ora previsioni del tempo, grazie per l'attenzione, buona serata. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Ben ritrovati al meteo. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto cielo poco o parzialmente nuvoloso nel corso della giornata su tutte le province. Non si escludono nevicate in quota sulle Dolomiti più settentrionali. Temperature minime comprese tra i -2 e -5 gradi, massime intorno ai 2 e 6 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Al mattino avremo più nubi sui settori montuosi, altrove sarà per lo più soleggiato. Col passare delle ore la nuvolosità in aumento un po' su tutti i settori, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime comprese tra i -5 e -3 gradi, massime tra i 4 e 5 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Cielo sereno al massimo poco nuvoloso, tuttavia non si esclude qualche nevicata al mattino sui confini alpini. Temperature minime comprese tra i 0 gradi, massime oscillanti tra i 10 e 11 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.